Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, mi piacerebbe perdere sempre così, devo dire. A cosa mi riferisco? Mi riferisco alle cronache lievemente doppiopesiste, lievemente faziose, lievemente pazzotiche sull'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Cina, che ha conosciuto più momenti, più tappe, alcune anche simbolicamente molto significative, e poi tutto un lavoro evidentemente di cucitura diplomatica e tra gli staff, e quindi è anche tuttora, mentre vi sto parlando, una notizia in evoluzione, ma già stamattina i siti dei giornaloni e gli analistoni seri avevano deciso che aveva vinto su tutta la linea Xi Jinping, probabilmente confondendo un po' più desiderio con la realtà. Il sito di Repubblica, giuro, da stamattina ha un titolo: "Così Pechino sta vincendo", segno che il titolo era già preconfezionato e la cronaca andava semplicemente adeguata ai desiderata della redazione di Repubblica. Ma è un clima generale di questo tipo. Se invece vogliamo provare a raccogliere gli elementi, ripeto, frammentari e tuttora in evoluzione di quello che è più che un incontro diplomatico, è un tentativo di addivenire almeno a un compromesso sul nuovo ordine mondiale. Sarà esagerato parlare di nuova Yalta, ma sicuramente è riduttivo parlare di normale incontro diplomatico. Allora fatemi dire che se Donald Trump ha perso, io vorrei sempre perdere così quando perdo, al netto degli elementi formali. Xi Jinping che ha evocato la trappola di Tucidide, quindi segno che ne è conscio, no? Di essere anche lui potenzialmente avvolto in questa trappola. Donald Trump che ha esordito con grandissimi, secondo alcuni anche esagerati, complimenti al leader cinese e alla potenza cinese, con, come al solito, schemi più da deal da businessman sicuramente che diplomatici. Poi ad esempio però Xi Jinping ha nel suo brindisi pubblico riconosciuto che Trump sta rifacendo grande l'America, quindi riadattando e confermando lo slogan di Trump pubblicamente, no? In casa sua, quindi un atto simbolicamente non irrilevante. Trump gli ha ribadito di essere al tavolo coi capi di tutte le più grandi aziende americane, da Nvidia a Tesla di Musk, a Tim Cook di Apple. Cioè ha detto: non abbiamo voluto i numeri due, solo i numeri uno. Ci ha ricordato a Xi di essere lì con sostanzialmente il PIL americano sul tavolo, ma soprattutto quel predominio nell'infrastruttura tecnologica di cui la Cina non può fare a meno, perché se è vero che gli Stati Uniti possono difficilmente fare a meno delle terre rare cinesi, i cinesi sicuramente non possono fare a meno delle infrastrutture tecnologiche che erano rappresentate lì al tavolo dai famosi SEO. Ma poi proviamo a snidare gli elementi di contenuto al momento più rilevanti. Ovviamente c'è la questione di Taiwan, a cui tiene in particolare Xi Jinping, che ha avvertito che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Che per lui è il minimo sindacale, però, essendo quella una questione esistenziale no, per la potenza cinese. Non ha indicato linee rosse, date, scadenze, neanche modalità di risolvere la questione di Taiwan, non è neanche alluso alla questione militare. Quindi ha fatto una dichiarazione diplomaticamente dura, ma che sulla questione per lui è il minimo sindacale. Rilevanti le notizie che al momento abbiamo in termini di Medio Oriente, perché è stato scritto nel comunicato della Casa Bianca, quindi insomma tendiamo a credere che sia concordato, che comunque non sarà smentito, che Cina e Stati Uniti hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Cioè la base della politica trumpiana rispetto alla Repubblica Islamica dell'Iran, la tesi che lui ripete dal 2016, e cioè che è interesse americano e probabilmente globale che questo totalitarismo nazi-islamico non venga in possesso dell'atomica, viene condivisa da Xi Jinping, che quindi condivide questa sì una linea rossa
mastodontica e chiara, riferita al suo principale alleato in Medio Oriente. Non solo, ma i due leader hanno concordato, sempre fonti americane, che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e non militarizzato, cioè che è la seconda priorità per i Pasdaran. No? La prima è il non retrocedere sul nucleare, la seconda è che ormai lo stretto di Hormuz è cosa loro, per cui si vorrebbero istituzionalizzare scusate, il pedaggio, cioè il pizzo, diciamo, per chiunque passa da Hormuz, e quindi una loro cresta mafiosa sui traffici mercantili ed energetici. Ebbene, la Cina ha detto che no, Hormuz deve rimanere aperto e nessuno può militarizzarlo. Non so se è chiaro. Da quello che filtra, Trump ha concordato con Xi che le due priorità dei Pasdaran devono saltare. L'Iran non può avere l'atomica, non può sequestrare e militarizzare Hormuz. Insomma, non è pochissimo, diciamo, ecco, rispetto alle premesse e al racconto tutto trionfalistico dall'ottica filo-cinese. In più, secondo indiscrezioni, Xi Jinping avrebbe anche manifestato disponibilità a compensare il calo di entrate petrolifere della Cina acquistando petrolio statunitense, che come dire, sarebbe proprio un asso di briscola da un punto di vista energetico, geopolitico e diplomatico ottenuto da Trump. Ci sono 1000 questioni aperte, c'è sicuramente la trappola di Tucidide, il rischio della collisione bellica o meno sullo sfondo. Taiwan non è stata definita, rimane uno snodo di cui non si vede una risoluzione chiara, ma scusate, se Trump ha perso dopo aver ottenuto da Xi che l'Iran non deve avere l'atomica, non esiste pedaggio su Hormuz che deve rimanere aperto, esiste la disponibilità della Cina a comprare petrolio statunitense, davvero, io vorrei sempre, sempre, sempre perdere così. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto